Come ci ha chiesto il Santo Padre, ci riuniamo a mezzogiorno, nel giorno solenne dell'Incarnazione, l'Annunciazione di Maria, alla Chiesa universale e preghiamo con le parole che il Signore Gesù ci ha insegnato. 25 marzo, solennità dell'Annunciazione. Il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, compie l'atto di consacrazione al cuore immacolato di Maria dopo aver recitato il Padre Nostro chiesto da Papa Francesco, un appello del Santo Padre a tutti i cristiani nel mondo a raccogliersi in preghiera e unire le proprie voci allo scoccare del mezzogiorno per invocare Dio e la fine della pandemia. La preghiera si è svolta in Basilica di San Marco, dinanzi all'icona della Nicopeia. Dopo i giorni del dolore e della lontananza, vedremo sorgere quell'umanità rinnovata che si riconosce in Dio e lo ama. Così sia. La ricorrenza a Venezia ha un significato particolare. Secondo tradizione, la fondazione della città avvenne il 25 marzo dell'anno 421. E per noi veneziani sarà anche l'inizio di quell'anno che ci prepara al 1600° anniversario della fondazione della nostra città. È anche un momento importante, sostituisce l'infiorata che facevamo con i nostri bambini di fronte alla piazza, al piazzale della stazione di Santa Lucia. Una giornata vissuta con modalità diverse dal solito a causa dell'emergenza sanitaria, ma con la fede e la speranza che questo momento difficile sarà superato presto.